Un saluto a tutti, un saluto a chi è in sala oggi e a chi ci sta seguendo da casa. Apriamo questa domenica di lode a Dio e di ringraziamento con una preghiera. Signore Dio Padre Onnipotente e Misericordioso, Creatore del cielo e della terra, a te la gloria e ogni benedizione dal tuo popolo che oggi si riunisce perché tu lo chiami per celebrare il tuo nome. Noi ti preghiamo, manda in mezzo a noi il tuo Santo Spirito affinché possiamo ricordare e celebrare degnamente la tua parola, che possa essere di ispirazione e consolazione. Ti preghiamo nel potente nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Redentore. Amen. Vorrei condividere con voi oggi un salmo numero 50, che viene, diciamo così, intitolato, tra virgolette, i sacrifici che Dio gradisce. Cominciamo a leggere i primi 5 versetti. Il potente Dio, il Signore, ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente. Da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore. Il nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio, lo precede un fuoco divorante. Intorno a lui infuria la tempesta. Egli chiama gli alti cieli e la terra per assistere al giudizio del suo popolo. Radunatemi, dice, i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. Ebbene, da questi primi versetti si evidenzia che, come se ancora ce ne fosse bisogno, che la potenza di Dio regna su tutta la terra. Infatti si dice, egli ha chiamato tutta la terra da oriente a occidente, e fondamentalmente si sottolinea il fatto che Dio parla, è un Dio che ci parla. Preceduto, dice la scrittura, da un fuoco consumante. E un fuoco consumante mi fa venire in mente un altro episodio che è in Esodo, quando Mosè sale al monte davanti a questo albero divorato, tra virgolette, dalle fiamme, che però non consuma. In questo caso Dio è un fuoco consumante. Ed è evidente l'impronta, secondo me, un po' escatologica, tra virgolette, cristologica di questo salmo, laddove si dice al versetto 5: radunatemi i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. E il sacrificio sicuramente ci viene in mente quello che Gesù ha fatto sulla croce, quello che Dio ha fatto per noi, per riconciliare a sé il suo popolo. Cantiamo allora il primo canto di questa mattina, il numero 56, Gloria all'Eterno. Gloria all'Eterno, nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo.
cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso sta per giudicare. Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non esigo tori dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Sono mie infatti tutte le bestie della foresta, mio è il bestiame che sta sui monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avessi fame non lo direi a te, perché mio è il mondo con tutto quello che contiene. Mangio forse carne di tori o bevo forse sangue di capri? Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte all'Altissimo, e poi invocami nel giorno della sventura. Io ti salverò e tu mi glorificherai. In questa seconda parte la relazione che si evidenzia, la relazione che Dio ha col suo popolo. Infatti si dice: ascolta, popolo mio, e io parlerò. Si sottolinea ancora il fatto che Dio il nostro Dio è un Dio che parla, è un Dio che vuole è un Dio di relazione. Si mette l'accento sul fatto che Dio approva e gradisce i sacrifici che il popolo gli offre, e sottolinea comunque che tutto ciò che gli viene sacrificato gli appartiene, poiché egli è il creatore di tutti gli esseri viventi. E facendo un salto indietro e tornando all'impronta cristologica di questo salmo, Dio ci invita ad offrirgli come sacrificio non solo il ringraziamento, ma le promesse che ognuno di noi ha fatto. E poi fa una promessa a sua volta. Versetto 15: invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Io però mi sottolineo il fatto che sarebbe da invocare il Signore, e da invocare il Signore ogni giorno, anche e soprattutto quando le cose pensiamo vadano bene, e non solo nei momenti di difficoltà, anche nei momenti di difficoltà, poiché da Dio tutto procede e proviene. Facciamo insieme allora il canto 98, il tuo nome innalzo Dio. Ci alziamo in piedi per cantare. Dio Padre Onnipotente, a te vogliamo indirizzare la nostra lode per innalzare il tuo nome, affinché anche chi non ti conosce possa sapere che solo in te c'è la salvezza, solo in te c'è la pace, solo in te c'è la ricchezza che affannosamente gli uomini ricercano ogni giorno. Lascio a voi la parola per i ringraziamenti che vogliate fare al nostro Dio. Padre, vogliamo dirti grazie per il tuo amore, grazie per la tua misericordia, grazie per la tua bontà. Grazie perché sei venuto in mezzo a noi, hai lasciato la gloria dei cieli, hai pagato al prezzo nostro quello che avremmo dovuto pagare noi, Signore. Grazie perché hai cancellato il nostro peccato, ci hai redenti, ci hai purificati, e ora possiamo venire direttamente alla tua presenza grazie a quel sacrificio, Signore, che hai fatto per ognuno di noi e per chiunque accetta questo dono di grazia nel suo cuore, Signore, e ti riconosce come Signore e Salvatore. Grazie perché non potevamo fare tutto questo da noi stessi, Signore, ma ora
siamo nuove creature, ora tu abiti nei nostri cuori attraverso lo Spirito tuo Santo e attraverso lo Spirito questa mattina vogliamo renderti onore e gloria, Signore. Grazie con tutto il cuore per la tua misericordia, per il tuo amore. Amen. Amen. Signore, grazie perché sei un Dio buono e sei un Dio paziente. Ti ringraziamo, Signore, perché ogni giorno tu ci parli in tutta la tua complessità e noi a volte facciamo così tanta fatica a vederti e a sentirti. Signore, ti ringraziamo perché tu continui a parlare anche quando noi non sentiamo, anche quando le nostre orecchie non sono aperte. Signore, aiutaci ad essere persone che misurano la tua grazia e la tua giustizia, Signore. Aiutaci a vivere di più come tu ci vuoi. E Signore, sei un Dio grande e meraviglioso e ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua pazienza. Amen. Signore, vogliamo ascoltarti questa mattina perché sicuramente avrai qualcosa da dirci. Vogliamo umiliarci, Signore, davanti a te prima di ascoltarti, perché a volte le barriere, gli impedimenti sono tanti, i rumori della vita sono tanti, i tumulti del cuore sono tanti. Allora questa mattina vogliamo chiederti, Signore, che tu possa lavorare potentemente sul cuore di ciascuno di noi, per farlo crescere, per donare a questo cuore vita e calore, Signore, che abbiamo ricevuto nella grazia del Signore Gesù. Guarisci i nostri cuori feriti, Signore. Donaci questa mattina di rialzarci in piedi, di riprendere il cammino con forza e con vigore. Ti esaltiamo per questo, ti glorifichiamo per questo, perché solo tu puoi fare questo gran lavoro nelle nostre vite. Siamo qui come popolo, lo abbiamo ricordato in questo salmo, siamo qui perché c'è stata una santa alleanza voluta e desiderata da te. Pertanto le nostre vite non sono smarrite, non sono disorientate alla tua presenza. Ti vogliamo benedire nel nome di Gesù. Amen. Ti ringrazio, Signore, per come ci hai chiamati dai quattro venti, dai quattro angoli della terra. Tu, Signore, ci hai salvati, ci hai redenti mediante il tuo Figlio Gesù Cristo. Tante volte noi non capivamo, tante volte non capiamo, tante volte il futuro ci sembra oscuro in questi tempi particolarmente difficili. Però, Signore, tu ci guidi, tu ci proteggi le nostre famiglie. Anche quando ci sono le prove non distogli mai il tuo sguardo da noi. Tu ci hai raccolti come pecore smarrite, Padre. Io ti ringrazio, ti lodo nel giorno della sventura, ti lodo nel giorno in cui tu mostri la tua grazia, sempre presente, sempre abbondante. Tu sei per noi la luce, tu sei la vita, tu sei il dono più grande che un uomo potesse mai ricevere. Grazie, Signore, grazie. In questi tempi oscuri tu sei la nostra luce. Benedicici, proteggici ogni giorno, le nostre famiglie. Aiuta chi ancora non ti conosce e cerca in questo mondo così difficile, così pieno di dolore, di sofferenza, in cui falsi profeti
dicono la qualunque, ma tu, Signore, sei la luce. Tu sei la luce, Signore. Grazie ogni giorno della nostra vita. Amen. Amen. Signore, grazie, grazie per queste testimonianze, grazie per queste preghiere. Continuiamo, Signore, a lodarti, continuiamo a glorificarti con il canto 51 per adorarti. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra della luce tua. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e io scopro la vera ragione per cui esisto, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signor. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra della luce tua. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e io scopro la vera ragione per cui esisto, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signor. Signore, la ragione per cui noi viviamo e l'abbiamo scoperto, da quando l'abbiamo scoperto, Signore, è solo adorarti. Grazie, Signore, per questi momenti che possiamo condividere insieme. Grazie, Signore, di poterci trovare oggi qui davanti a te, davanti alla tua presenza. Grazie, Signore, per lo Spirito che hai inondato in mezzo a noi. Grazie, Signore, per il sacrificio del tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Ma Dio dice all'empio: perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole. Se vedi un ladro ti diletti della sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Tu siedi e parli contro tuo fratello, diffami il figlio di tua madre. Hai fatto queste cose, io ho taciuto e tu hai pensato che io fossi come te, ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché io non vi laceri e nessuno vi liberi.
Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica, e a chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio. Amen. Bene, dopo tutti gli incoraggiamenti che il nostro Signore ci ha fatto precedentemente intuire in questo salmo, adesso Dio ci fa vedere anche l'altra faccia della medaglia, se così possiamo dire, il fatto che comunque Lui è soprattutto un Dio giusto e ci conosce profondamente, ci mette in guardia circa i comportamenti che non sono in regola con la sua parola, ci ammonisce se non mostriamo misericordia verso i nostri fratelli e se agiamo male nei confronti di coloro che ogni giorno ci mette sul nostro cammino. Nella sua misericordia però ci ricorda che il miglior modo per rendergli grazia è glorificarlo, rendendogli il sacrificio di grazia a lui gradito, perché un giorno egli ci ammetterà alla sua presenza. Cantiamo allora ancora per adorare il nostro Dio il canto numero 95, Stai tranquillo. Stai tranquillo e sappi che son Dio. Stai tranquillo e sii pieno della pace mia. Stai tranquillo e sappi che il Signore son io, e il conforto trova in me. Il Signore loderò, sì, il suo nome loderò. Il Signore di Israele loderò e ne dirà: stai tranquillo e sappi che son Dio. Stai tranquillo e sii pieno della pace mia. Stai tranquillo e sappi che il Signore son io, e conforto trova in me. Poi ricerca la mia faccia, resta saldo in verità, e da lo Spirito Santo il tuo cuore riempirà. Stai tranquillo e sappi che son Dio. Stai tranquillo e sii pieno della pace mia. Stai tranquillo e sappi che il Signore son io, e il conforto trova in me. Dovrai essere da solo la tua croce a portar, lasciar deve il mondo dietro a te, ma sai t'aiuterò. Stai tranquillo e sappi che son Dio. Stai tranquillo, sii pieno della pace mia. Stai tranquillo e sappi che il Signore son io, e il conforto trova in me. Grazie Signore allora per questo momento che abbiamo vissuto. Lascio la parola al fratello Riccardo per la testimonianza che ci vorrà portare oggi. Stai tranquillo. A volte qualcuno dice una parola, stai tranquillo, però è così con Dio. C'è una donna nella scrittura che non è tranquilla, è fortemente ferita, e vorrei questa mattina parlare un po' di lei. L'ho chiesto al Signore, lei dirà, mi ha concesso quello che gli ho domandato. E avete capito già di chi stiamo parlando?
magari qualcuno non lo sa. Prima di dirvi chi l'ha pronunciata, anche se l'avete capito, vorrei partire questa mattina con una domanda al nostro e al vostro cuore. Siamo caratterizzati dalla preghiera? È una domanda privata che può essere risposta solo davanti a Dio, che sa e che vede. Anche la narrazione del Salmo di oggi ci ha portato a questa intimità, a questa trasparenza che necessitiamo con Dio. Sembrerebbe una domanda per alcuni ovvia, per altri superflua, ma è una domanda. E le domande possono avviare la creatività, cambiare la prospettiva, spingerci a pensare bene alle cose, così come portarci in azione. Le domande hanno un enorme potere esplorativo. Ci spingono a far luce in quegli angoli che di solito restano all'ombra della nostra vita. Abbiamo tante zone di ombra nella nostra vita e non vogliamo qualche volta che ci sia luce. La preghiera nasce con la consapevolezza di aver ricevuto da Dio la salvezza in Gesù Cristo. Possiamo dire che la preghiera è il primo gemito, il primo respiro dell'anima e del cuore per intraprendere una relazione con Dio. Lo Spirito Santo che ci conferma chi siamo e che indirizza a dire e ci indirizza a dire la prima parola. Sapete qual è la prima parola che diciamo quando nasciamo di nuovo? Romani 8,15. Romani capitolo 8, versetto 15, Paolo Apostolo dirà: e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, e oggi abbiamo parlato anche di quello, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo papà. Mamma mia, che parola! Abba, Padre. La preghiera è una voce ed è una lingua che entra a far parte del nostro vissuto. Se è una lingua ed è una voce significa che non siamo più muti davanti a Dio. Dio non ha figli muti, e quando hai dei figli nella tua vita ti rendi conto, soprattutto quando sono ragazzi, bambini, quanta voglia hanno di parlare, di raccontarvi il loro vissuto, magari solo per chiederti qualcosa, manifestarti un loro bisogno. I bambini di una certa età, fino ai 6-7 anni, comunicano urlando. Non so se ve ne siete accorti. E ho un parco giochi vicino casa che me lo ricorda. Il bimbo deve imparare ad autoregolarsi, come deve fare con altre parti del corpo, il coordinamento dei movimenti, così anche il tono della voce ha bisogno di rientrare dentro un certo standard. Cosa ne è della preghiera nella nostra vita? Senza di essa, che sia pubblica o privata, non potremmo esprimere il nostro amore per Dio. Sarà difficile riconoscere le proprie mancanze. Dimenticheremo il senso del debito che abbiamo con Dio. L'opera della croce rimane un ricordo. Non c'è l'interesse a progredire per una vita santa. È l'unico momento in cui siamo costretti ad essere onesti con Dio. Ci scopriamo, ci svestiamo, ma non rimaniamo lì. In quella condizione si cambia. E come vedremo oggi? E chi cambia? Chi è il personaggio oggi che cambierà proprio nella preghiera? Abbiamo da poco superato nello studio biblico del venerdì Atti capitolo 9. Vi ricordate i personaggi che sono in Atti capitolo 9? Sono due. Uno è Saulo da Tarso, folgorato sulla famosa via di Damasco, e l'altro chi è che dovrà andare a casa sua? Anania. Qual è l'elemento
che dà fiducia ad entrambi di questo incontro. Pensate, Saulo spirante minacce, perseguitando i cristiani, e un Anania, eccomi Signore, timorato di Dio, che dovrà andare a casa sua. Io dico, qualcuno andrebbe a casa di uno che è spirante minacce di morte? Io non ci andrei. Qual è l'elemento che catalizza la possibilità e la fiducia di un incontro così? Atti capitolo 9 versetto 11, ecco egli è in preghiera. Questo è l'elemento. È l'elemento che fa la differenza, che abbassa le angosce dell'uno e dell'altro. La preghiera diventa l'elemento distintivo di una nuova identità. I bambini urlano e imparano a gestire il proprio corpo, coadiuvati dai genitori, come anche dagli insegnanti, che avranno il compito di aiutarli a conoscersi, relazionarsi tra pari e tra gli adulti. Cosa ne abbiamo fatto di questo importante strumento di dialogo? Di un linguaggio e di una voce di confronto per conoscere noi stessi, limitare noi stessi, ma anche ricordare chi siamo. Oggi abbiamo ricordato chi siamo con Dio. I primi credenti conosciuti nelle lettere apostoliche, le chiese che si sono immediatamente fondate dopo Pentecoste. Se leggo prima Corinzi, capitolo 1, versetto 2, mi dà la cifra, mi fa capire qualcosa della preghiera. Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 2, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del nostro Signore Gesù Cristo, Signor loro e nostro. Ecco la nostra identità. Le connessioni locali, oggi siamo in una connessione locale, quindi le relazioni di comunione fraterna sono innestate, incorporate in uno spazio più ampio, garantito da tutti coloro che in ogni luogo invocano il Signore. La preghiera è lo strumento che ci ha permesso di muoverci verso la Colombia, così abbiamo pregato per Unice. Poi siamo andati a Treviso con la preghiera e abbiamo pregato per Walter, perché Elena, questa sorella in Cristo sconosciuta a noi, ha chiesto preghiera. Poi siamo andati a casa di Carlos, a Fiumicello, perché ha qualche problema di salute. Poi siamo andati da Carmela. Questa è la preghiera. L'ho chiesto al Signore e mi ha concesso quello che vi ho domandato. Vorrei portarvi in una vicenda, direi anche drammatica, ricca di pianto, di sofferenza, e non vorrei farvi piangere. È un contesto di umiliazione, un senso di inutilità, non valore, ma la preghiera c'è ed è forte. È un testo che si trova nell'Antico Testamento. Il capitolo che leggeremo ci documenta i retroscena molto oscuri della storia di Israele ai tempi dei giudici, caratterizzati da una crisi di valori. C'è tanta immoralità, una confusione morale e spirituale. Gli ultimi capitoli del libro dei giudici ci lasciano vedere questi periodi di declino. La nazione allontanata dalla legge di Dio, in altre parole, ognuno faceva quello che gli pareva. Andiamo a leggere questo testo in 1 Samuele, capitolo 1, per darvi la cornice e poi quella che ci permette nella narrazione di fare qualche riflessione. 1 Samuele, capitolo 1, versetto 28. C'era un uomo di Ramataim Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Jeroam, figlio di Eliù, figlio di Tou, figlio di Suf Efraimita. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Quest'uomo ogni anno saliva
dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i 2 figli di Eli, Ofni, Fineas, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti, ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno, ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo. Perciò lei piangeva e non mangiava più. E Elcana suo marito le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Perché per te io non valgo forse più di 10 figli? Dopo che ebbe mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore, piangendo dirottamente. Fece un voto e disse: O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita, il rasoio non passerà sulla sua testa. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed egli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaca e le disse: quanto durerà questa tua ubriachezza? Vai a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispose e disse: no, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi hanno fatto parlare fino ad ora. Ed egli replicò: vai in pace, il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Lei rispose: possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non fu più quello di prima. E l'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore, poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Elcana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele, perché disse: l'ho chiesto al Signore. E quell'uomo Elcana salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire al Signore il sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì, perché disse a suo marito: io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora lo condurrò perché sia presentato davanti al Signore e rimanga là per sempre. Elcana suo marito le rispose: fa come ti sembra bene, rimani finché tu lo abbia divezzato, perché il Signore adempie la sua parola. Così la donna rimase a casa e allattò suo figlio fino al momento di divezzarlo. Quando lo ebbe divezzato, lo condusse con sé e prese 3 torelli, un'efa di farina e un otre di vino, e lo condusse nella casa del Signore a Silo. E il bambino era ancora molto piccolo. Elcana e Anna sacrificarono il torello e condussero il bambino a Eli. Anna gli disse: mio Signore, com'è vero che tu vivi, o mio Signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quello che gli avevo domandato, perciò anch'io lo dono al Signore finché vivrà. Egli sarà donato al Signore. E si prostrò là davanti al Signore. Preghiamo. Buon Padre, grazie per ciò che riceviamo dalla tua parola, da queste narrazioni che ci lasciano vedere la realtà della vita, la realtà del cuore dell'uomo e della donna, che hanno bisogno di grazia, di ravvedimento, e hanno bisogno, Signore, di passare
per la preghiera, viverla la preghiera, entrare nella preghiera con dei pesi, ma anche vedere come si esce dalla preghiera. Si esce dalla preghiera con uno sguardo diverso. Anna non era più quella di prima. Signore, questa mattina, attraverso il tuo spirito e attraverso la verità e l'autorità della tua parola, Signore, portaci dentro questo vissuto per uscire in modo diverso da come siamo arrivati questa mattina. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dobbiamo guardare al dolore prima di ogni cosa. Dobbiamo guardare al dolore di Anna. Versetto 2. Elcana aveva 2 mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. È una donna che sta soffrendo, soffre perché il Signore l'aveva resa sterile. La sterilità è una condizione di sofferenza per ogni donna, credo, di ogni tempo, ma in quel periodo, per quella cultura, lo era ancora di più. Il valore di una donna si misurava in base a quanti figli faceva, quanti figli era in grado di dare al marito. I figli erano un segno della benedizione di Dio sulla famiglia. Anna non doveva solo fronteggiare il suo dolore personale, ma aveva anche quello sociale che la poneva in difficoltà. Se questo non fosse abbastanza, il marito, considerato che lei non poteva avere dei figli, decise di sposare una seconda moglie chiamata Peninna, che da lei ebbe dei figli uno dopo l'altro. Al versetto 4, nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti. Non sappiamo quanti figli aveva, ma ne aveva parecchi. Il dolore del confronto. Significava anche in quella circostanza ogni anno, in una giornata di pellegrinaggio verso il Tempio, di fronte ad altre persone in un contesto pubblico, ricordare la sua sterilità. E non solo, la sua rivale la provocava proprio in queste occasioni, producendo amarezza. Il dolore di Anna è anche il risultato di altro. Versetto 6. La rivale mortificava continuamente Anna, amareggiandola, perché il Signore l'aveva fatta sterile. La poligamia nell'Antico Testamento non era benedetta dal Signore e portava tanti problemi. 2 donne in contrasto, Peninna una figura non piacevole e Anna paziente e graziosa. Ella prega, muove le labbra, bisbiglia davanti al Signore, porta la sua sofferenza in superficie, la fa riemergere fino a lasciarla vedere davanti a Dio. Lui la vede così com'è, di contro sarà fraintesa da colui che avrebbe dovuto accoglierla, il sacerdote Eli, per offrirle pace. Quando esponiamo davanti a Dio il nostro dolore così com'è, nudo e crudo possiamo dire, senza filtri, senza inibizioni, allora qualcosa cambia, perché Lui non fraintende. Eli fraintende, ma non Lui. Anna risponderà evidenziando autocontrollo e rispetto, le caratteristiche di una donna pia. Peninna è una donna empia, crudele, ma largamente e ampiamente benedetta. Come funziona il mondo allora? Domanda. In una situazione vissuta come questa, tanti di noi sarebbero disorientati, confusi, increduli. Non è giusto, diremmo. Perché accade questo? Il mondo gira in una maniera sbagliata. Perché l'empio prospera? Se dovessimo andare alle parabole di Gesù potremmo dire perché ci sono sempre le famose 2 strade? E una è complicata, stretta, angusta. E magari questa strada non ha neanche le delimitazioni. Così quando viaggio nella vita rischio.
Chi vorrebbe percorrerla con un'auto? Eppure quelle difficoltà, che ci piacciono o no, come concetto, rendono questa donna particolare, unica. Un esempio perché prega anche nella sofferenza e non perde la sua identità, la sua dignità. Si prepara per uno scopo nobile che non è ancora visibile nella sua vita. È solo una questione di tempo. Il dolore forgia, purifica, trasforma. La sterilità era compensata dall'amore del marito e da una doppia porzione del sacrificio offerto dal sacerdote. Poteva ricevere l'amore, l'affetto, ma anche cibo. Versetto 5, ma ad Anna diede una parte doppia perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. Ecco un elemento di consolazione per Anna e per ciascuno di noi. Se stiamo vivendo una situazione di sofferenza, ricordiamoci insieme che c'è una porzione doppia da parte di Dio per ciascuno di noi. Anche se le circostanze ti pongono in una situazione di sofferenza, Anna era sterile, ci sarebbe stata una compensazione al suo dolore da parte del marito, da parte di Dio, per mezzo del sacerdote. Se dovessi tornare all'inizio di questa storia, chi delle due donne vorresti essere? Potrebbe essere ovvia la risposta, ma non tanto. Peninna ha tutto. Anna non ha nulla ed è anche umiliata socialmente, oltre che dalla sua rivale, incompresa e fraintesa anche dal sacerdote. Quale personaggio dei due vorresti essere? Non ci piace acquisire sofferenza, nessuno la vorrebbe. Piuttosto avere dei benefici che poteva godere Peninna. Prosperità senza grazia è un destino incerto per la sua eredità. Eppure se non ci fosse stata Anna, non avrebbe conosciuto Peninna. Il suo nome non sarebbe stato neanche nominato, piuttosto passato inosservato nella storia. Ma Anna rimane nella storia, ma Anna rimane nella tua vita, nella mia vita, il ricordo di Anna. Sarà ricordata, è un esempio. La memoria di Anna sarà annunciata in ogni circostanza dell'esistenza umana. Quale delle due donne vorresti essere? L'amore del marito, la doppia porzione del sacrificio ricevuto dal sacerdote sembra essere il bene più prezioso rispetto a tutto quello che aveva la sua rivale. L'amore di Dio è e rimane il dono più prezioso che possiamo ricevere nel momento in cui sperimentiamo il miracolo della salvezza. La benedizione di un'alleanza, la sua generosità nel ricevere una doppia porzione. Leggo un testo di Romani capitolo 8, versetto 31. Romani 8, 31. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Le migliori cose sono proprio dentro, nel contenitore di questa doppia porzione del sacrificio che le giungeva dal sacerdote per conto di Dio. La sofferenza di Anna la indirizza a piegare le ginocchia. Non ci andiamo da soli in quella postura, vi posso garantire. È il Signore che ci manda lì. Magari non è piacevole, ma altri uomini di Dio si sono trovati nelle stesse circostanze, tanto che è scritto che nella nostra debolezza si manifesta proprio la potenza di Dio. Versetti 8 e 9 arriva qualcosa che cambia. Adesso siamo ad un punto di svolta. Abbiamo esaminato il dolore, ma non ci fermiamo qui. Vogliamo vedere cosa accade dopo questo dolore. Lo troviamo al versetto 8 e 9, il momento di svolta, di cambiamento. Versetto 8 e 9, il Cana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Dopo che
che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna cosa fece? Si alzò. Dopo un lungo periodo di sofferenza, di preghiera, una forma di lutto da superare, perché lo è, un dolore così forte, arriva il calore, arriva la vita, e la vita arriva con un pasto. Pensate, l'eccessivo dolore produce inappetenza, debolezza del corpo, dolori muscolari, forse si arriva anche al limite dell'infarto. Il corpo rivendica riposo affinché ci sia vita e calore. Anna si alzò, le circostanze sono ancora le stesse, non è cambiato nulla ancora, guardate, ma sceglie di andare davanti al Signore, sa che quella è l'unica strada da percorrere. Versetto 11, e a quel punto fece un voto. O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Certo che mi ricordo di te, avrebbe potuto dire Dio. Certo che mi ricordo, ma come faccio a dimenticarti? Sono io che ti ho portato alla preghiera, sono io che ti ho reso sterile, ma con un proposito. Il ladrone sulla croce disse la stessa cosa. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù ha qualcosa da dirgli. In verità ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso. Così Dio risponde ad Anna nella sua afflizione. Il sacerdote guarda delle labbra che si muovono e non capisce. Anzi, pensa fosse ubriaca, ma poi capisce, la benedice, la manda a casa, come se fosse Dio stesso a parlare per mezzo di quel sacerdote distratto, possiamo dire. Dio ha ascoltato e ha risposto. Terzo aspetto di questa mattina, siamo entrati nel dolore, poi Anna si è alzata e c'è qualcosa da dirvi oggi. Il suo aspetto non fu più quello di prima. E questa è una grande cosa. Quando si entra nella preghiera non si rimane così come siamo entrati. C'è qualcosa che cambia? Non nelle circostanze, magari quelle cambieranno, ma i primi a cambiare siamo noi. Versetto 18. Lei rispose: possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non fu più quello di prima. Si esce dalla preghiera recuperando l'appetito e lo sguardo che non è più quello di prima. Quando è Dio che benedice, allora il corpo, lo sguardo non è più quello di prima. Lei stava godendo della pace del Signore. Questa è una risposta alla preghiera. Una donna sterile prega e Dio gli dà un figlio, ma non è sempre così. E dobbiamo dircelo, che non è sempre così. Non sempre le nostre storie possono seguire il solco di una preghiera esaudita. Molte volte non c'è niente in cambio e non sempre il Signore risponde donandoci qualcosa, come è accaduto con il dono di Samuele. Anche Paolo ha qualcosa da dire in questa storia. La mia grazia ti basta, ce lo ricordiamo, quando chiese al Signore di togliergli quella sofferenza e serviva per il suo ministero, non per andare a spasso la domenica. Ma la mia grazia ti basta. Cosa c'è di speciale nella preghiera di Anna? È proprio nel voto. Se tu mi darai un figlio, allora io lo consacrerò al Signore. Così è scritto al versetto 11. Per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sulla sua testa. Un voto è una cosa seria. E Anna ha mantenuto la parola data. Quando Samuele compì 3 o 4 anni, lei lo prese e lo lasciò al Tempio, al servizio del Signore. Mi chiedo, sono il primo a pormi questa domanda, ma quale genitore cederebbe il proprio figlio a qualcun altro?
Si piange per averlo, poi lo si lascia al santuario e lo avrebbe incontrato per qualche breve periodo dell'anno. Chi lo farebbe? Quello che sappiamo è che non ebbe nessun rimpianto per le decisioni prese. La sua richiesta non riguardava allora i suoi bisogni, quelli di una naturale e auspicata maternità, ma quanto fare la volontà di Dio. E qui entriamo in un'altra dinamica, fare la volontà di Dio. Non era in ballo delle difficoltà personali o il confronto con una donna cinica come Peninna, madre di molti figli, ma quello di fare la volontà del Padre. Forse la sua preoccupazione non era per ciò che mancava nella sua vita, ma per quello che mancava in Israele. Io non ci avevo mai pensato a questo. Una donna che nella sterilità non ha un bisogno personale, lo è, ma pensa al futuro di Israele. Guardate che al futuro immediato ci sarà il re Davide che riconquisterà e riunirà tutte le popolazioni disperse. Il re che amava il Signore, ma prima di averlo c'è una donna che prega. Le sorti, il futuro, lo sviluppo, la prosperità per Israele parte da queste ginocchia. Non dimentichiamolo. Cosa vedono gli occhi di Anna? Mi sono chiesto. Le labbra già sono state fraintese, vero? Ma cosa vedono i suoi occhi? La sua sterilità o quella della nazione? Quale dolore maggiore l'hanno indirizzata a piegare le ginocchia? Prega per un figlio, prega per un uomo pio che venga dato alla nazione, che possa unire ciò che è disgregato. Il Signore stava preparando una guida per il suo popolo, dando un figlio ad una donna resa sterile. L'agonia di qualcuno, la sofferenza di Anna è protesa alla sua santificazione, ma anche al bene della nazione. Naomi e Ruth persero il loro marito, ma furono spinte a Israele, a Betlemme, e attraverso la discendenza di Ruth chi arriva? Davide, e quindi Gesù. A loro e a noi. Giuseppe venduto? Poi in prigione? Quante scuole domenicali avete fatto con Giuseppe? Ma diventa il salvatore dei suoi fratelli e della sua nazione. La sofferenza è un percorso in discesa che prevede una risalita affinché si possa celebrare la vita. Basta guardare gli ultimi capitoli di Samuele e capire la prosperità. Ma prima di quella prosperità c'è la preghiera di Anna. Dio conosce la fine sin dall'inizio e noi abbiamo invece gli occhi per vedere solo l'inizio e non la fine. Mi lascia pensare che i nostri figli non sono i nostri figli. Anna ci insegna questo. Sono piuttosto dati a noi per un servizio solenne. È questo che dovremmo ricordare. Ma i nostri figli sono i nostri. Se li ricordiamo come dati da Dio per un servizio solenne, saremo molto più preoccupati per loro, per la loro consacrazione, per offrire loro cibo spirituale, delle opportunità per crescere. Tutto quello che desideriamo per loro, che stiano bene, che si sposino, che abbiano un buon lavoro, che sappiano suonare uno strumento musicale come abbiamo sentito oggi, che siano degli sportivi, sono tutte cose legittime. Ma Anna pensa come priorità ad un figlio che serva il Signore, un figlio come benedizione per la nazione e noi potremmo dire un figlio di benedizione per la Chiesa. Come questa storia ci riguarda e ci coinvolge nel domandarci come preghiamo per i nostri figli. Anna pregava per un figlio che fosse al servizio del Signore. Anna mette in discussione le proprie priorità per le priorità, le esigenze di Dio.
Ecco cosa la preghiera ci insegna. Ci insegna un movimento del corpo e dell'anima. In un primo momento è una donna disperata, faccio una sintesi, piangeva e non mangiava. Poi avviene una immersione nella preghiera, mettendo il suo cuore dentro quella preghiera. Lascia salire a Dio il suo dolore, come lo è, così com'è, nudo e crudo. Successivamente esce da quella preghiera rassicurata, poteva mangiare e anche bere. Le angosce sono state ridimensionate, la tristezza si è trasformata in una fiduciosa attesa. Ultimo aspetto, il suo volto non era più quello di prima. Questo è. Questo fa la preghiera. Quella della cameretta, quella del giovedì, quella del lunedì. Ma perché ci incontriamo? Solo per fare una lista di preghiere, una specie di scaletta. E questo dovremmo fare. E allora ha senso le parole di Gesù: venite a me, voi tutti, che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Anna vuole contribuire al cambiamento non solo della sua vita sociale, di moglie, di donna, ma anche quello del suo paese. La gloria di Cristo, il percorso della sua vita passava per il sentiero della croce. Quale sentiero è dato di percorrere a noi? Non certo quello, lo ha fatto Lui, però passiamo per lì, passiamo per la sofferenza. E soprattutto passiamo con la consapevolezza di uscire da quella sofferenza in modo rinnovato e benedetto dal Signore. Se vogliamo vedere la gloria, bisogna passare prima per l'umiliazione e la sofferenza. Allora una normale storia di infertilità non era né la prima né l'ultima donna della storia, diventa una protagonista, possiamo dire l'eroina del cambiamento, perché ha pregato. Il successo di Israele, che avrebbe avuto un re che amava Dio, un re che avrebbe riunificato tutte le tribù che erano disperse in lotta tra loro, passa attraverso una donna sterile che trasforma i suoi bisogni in una opportunità, quella di pensare al bene della sua nazione. È una donna disposta a fare sacrifici, ma anche a incoraggiare il proprio figlio a farli. Non è protettiva, ma spinge al servizio, perché è una donna di servizio. Ecco perché la riflessione di oggi parte da questo tema, da questo titolo: l'ho chiesto al Signore, mi ha concesso quello che gli ho domandato. Abbiamo guardato al dolore di Anna, ma anche osservato che non è rimasta nel dolore, piuttosto si è alzata. Infine il suo aspetto non fu più quello di prima. Si entra in un modo nella preghiera e da essa si esce in un altro modo, diverso da come siamo entrati. Che il Signore ci benedica. Bene, continuiamo questo momento di lode. Ringraziamo il fratello Riccardo per la testimonianza che ci ha portato. Contemporaneamente volevo ringraziare e salutare chi ci ha seguito da casa e invitarli però ancora a stare con noi per cantare il canto numero 110, Benedetto è il nome del Signore.